di leggere, guarda, sei in letto. Neanche manco come sembra Raimondo che si è tirato tre spessaie quelle coperte, no? No, niente, guarda, sei in letto. Neanche un... Che noia, che noia. Neanche un... Niente. E tu? Allora, basta, morta là. Però so caricare bene la lavastoviglie e farla partire. Hai visto? Sei una fidanzata tecnologica. Sì, sono brava, vedi che ho caricato bene la lavastoviglie, ha già lavato un sacco di roba. L'hai attivata col vocale? Cioè, hai anche programmato il vocale? Certo che sì, e funzioni di domotica, vero cane? Te le ultime tecnologie, eh? Sì. Miseria. Adesso a breve partirà il programma risciacquo. Sì, esatto, sì. Ma c'è anche l'asciugatura, sai? Certo, per questo compro il brillantante, il sale, perché non ci restino gli aloni poi. No, roba schifo. Sì. Risciacquo, vedi che comincia? Sì, in anticipo, c'è anche la modalità lettura del pensiero. Guarda il risciacquo, come risciacquo bene, piano, delicato, perché sì. è di vetro, il coperchio della pentola a vapore là. Ah, pentola normale. Era di ieri sera che lessa la roba. È normale, cioè, voglio dire. Qua. Anche la coperta se te la metti addosso ti riscalda, se non te la metti non ti riscalda, cioè capisci? Partiamo, no, l'altro programma lavaggio rapido. No, lavaggio... Lavaggio rapido sporco intenso. Non so se c'è uno, poi qua, no. No, ho messo sgrassatore prima, se no... Aia, porca miseria, ogni volta! Dolore estremo. Ogni tanto ho problemi con la temperatura dell'acqua. Sì, perché ma non voglio chiamare il tecnico perché la metti al centro e uno distinto dice è tiepida, invece anche al centro... il coso della fotocamera. Cosa siamo usati? È il manico. Ah, siamo usato il manico, amore. Sì. Perché devi essere più delicata. Tu tenevo delle punte però. Ma sai, anche lì bisogna comunque essere delicati. Ciao, è ciao tabacuna. Ciao, CP, caro mio CP, che bello. Giù. Aspetta. Angolo con mare. Oh, Fabio, brutto magnagati. Guarda là. Guarda che bel Defender. Altro che il tuo, vedi tu? Quello è un bel Defender. Guarda, stiloso. Bianco con i vetri scuriti perché richiama un po' quel gioco, no? Nero e bianco, e poi vabbè ci può stare la cordella là vicino al paracarter. Guarda che figata, ma neanche a Andrea del T4, guarda che bello che era il Ford, guarda che linea, appena io farà camperizzato, capivo, però guarda che razza è furgone, guarda, se io non vivessi in camper varrebbe che il furgone là e lo varrebbe in qualche modo un fiantin camperizzato, quel sarebbe il mio furgone. Patiniera a bici e un lettino verde sera, così, una roba, un portapoti al massimo, giusto per non andare a cagare in mezzo ai cespugli, e la neve che te lo su per cui, no, o il buso delicato. Magari quando arriviamo al parco, subito dopo scuola, vi saluto, informiamo Domenica che c'è questa festa sorpresa, insomma lo vedrà, gli direi magari un attimo che porti il fratello all'allenamento. Saluta CP, poi. No, niente, le susto è offesa perché dice cazzo ancora in giro, stavo così bene al caldo. Dai. Let's take a walk together near the ocean shore, hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given, for time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it through the night? Cherish the love we have. We should cherish the life we live. Oh, cherish the love. Cherish the love. Cherish the love. È vero che devo andare a lavorare, questo è indispensabile, insomma, per vivere, o meglio per sopravvivere, no? Ma a volte penso
a quanto sono fortunato e a quanto io ci pesti sopra questo mio essere fortunato. Voglio dire, guarda, io ad esempio questa mattina, così come tante altre, ho questa fortuna di poter ammirare questo panorama, questo mare che si scontra in questo orizzonte infinito, no? Creando questo bagliore di luce, cioè sembra veramente un'esplosione cosmica di colori e di creazioni. E io, diciamo, taglio questo tempo per andare a lavorare. Invece oggi mi sono detto no, vaffanculo, perché devo fare così? Allora io adesso mi metto qui e resterò qui. By your side, and if you receive your calling before I awake, could I make it through the night? Cherish the love we have, cherish the life we live, baby, yeah. Cherish the love, cherish the life, oh yeah. Cherish the love, oh, cherish the love we have while we're together. As long as we both shall live, cherish the love, cherish the life, cherish the love. Vedi ragazzo, ringraziando qualche dio, però non il dio del CPM, non è per far differenza perché dopo succede casini, hai capito, se io menziono il tuo dio Anubis, no? Ma ho imparato, o meglio sì, mi è stato dato da imparare dal fato che sarebbe una specie di amico dei fatti, no? Cioè il fatto è un po' il destino, però il destino sono anche i fatti che si susseguono. Comunque vabbè, non dilunghiamoci, quello che volevo dire è che è sempre bene, CP, vedi, ti ritorna fare amicizia un po' con tutti, cioè creare quella sorta di, come posso dire, di gioco, no? Quando interagisci con le persone, perché CP, parte della tua vita è composta anche dalle commissioni, no? Le commissioni può essere andare a fare benzina, può essere andare a fare la spesa, eccetera eccetera, quindi rotture di palline, insomma, sotto certi punti di vista che ti portano via del tempo, e quel tempo è perso, CP, e il tempo costa tempo, voglio dire, non è una battuta, il tempo costa tempo, è una delle cose più importanti, più di valore che abbiamo, il tempo, perché il tempo è la vita, no? È inutile parlare tanto, vorrei far qua o qua, faccio là, eccetera eccetera, se non hai poi il tempo, ossia la possibilità di mettere in atto, quella sopra il 7, in pratica le cose che desideri. Quindi la felicità, il benessere, l'interagire, no, con gli amici lo puoi ricreare, seppur in forma ridotta, no, proporzionata, diciamo, in queste piccole interazioni quotidiane, che può essere la cassiera del supermercato, può essere il tipo del distributore, eccetera eccetera. Quindi insomma anche lì un po' un buongiorno, il come vanno, ritornare un po' ai bei vecchi tempi in cui in fondo, se ci pensi, cioè se ci pensi un attimo, se ripercorri un attimo gli anni all'indietro, magari con l'aiuto di certi tipi di libri o film, era proprio usanza, no? Questa interazione con le altre persone del villaggio, no? Le chiacchiere, i saluti cordiali e via discorrendo, proprio perché sta gente poletta non è che avesse hobby, Facebook, YouTube, tutte quelle monate là, hai capito? Doveva in qualche modo recuperare il tempo che stava investendo nella quotidianità, hai capito? E quindi vivere in maniera leggera e felice, ossia piacevole, questa quotidianità, vero CP? Anche te, cioè quando vai a pissare e cagare, cioè vuoi trovare una persona che ti fa la carezza, allora tu gli scodinzoli, o il cane che gli fa i gesti di giocare, cioè è un'altra cosa, perché, piuttosto che andare a fare la pipì e la cacca e basta, senza niente, vero? Dopo i bei ricordi, dici, ah, quella volta ho giocato con quel Bau, no, e quello lì. CP a modo suo prova questo elemento. Buongiorno Italia, ascolta una roba, sono a 53, su 400, cioè sono al 13%, non sto caricando nulla, vabbè, primissima mattina. Se poi sarà come ieri, cosa vuoi caricare? Che ho municipale che va in giro? Ah no, il sciorito vestito da municipale. Certo che sta moda di vestirsi a municipale deve finire però, A volte penso se certe cose che io dico possono essere, a parte utili, ma interessanti, perché in fondo anche
ricevere una cosa interessante, un'informazione interessante, può essere utile, no? È utile al tuo benessere, stuzzicare, no? la tua mente. Però, vabbè, insomma, te a corto singano. Però, insomma, fortunatamente c'è da lavorare tanto anche oggi e quindi mi serve a corrente. Io ho detto, ma guarda, prendo e vado all'area camper di San Stino, ma guarda anche là che ciavata che sarebbe, no? Cioè, se io devo sprecare un sacco di tempo per andare da qua a San Stino, andate e poi giustamente anche il ritorno, perché non ci andiamo per divertirci, ci andiamo solo per lavorare, ok? E per di più i soldi del gasolio, che il costo a peso è una puttana, Dio buono. E allora ho detto, cavolo, ho il distributore GPL qua a 2 km e mi attacco il generatore. Boh, vediamo di buttare su questi 53 ampere. Ok, ora siamo sotto zero perché comunque il generatore costa, no? Poi partirà l'alimentatore prima o dopo. L'alimentatore, che avevo detto che te partivi prima o dopo. Ah, ragazzi, sono tempi. Vabbè, io intanto attacco quello di Mirko, attenzione. Tac, attaccato, più 12, più 13, 27, 48, 73, 74 ampere di entrata. Bene, 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 caricami. Dovrei stare 16 ore, dovrei stare 13 ore e 37 minuti, dovrei stare... Oh, adesso mi mettete d'accordo, dovrei... Spago bottiglia, 9 ore e 40... Vabbè. Quel tempo lì, ok, quel tempo, Siga non sta a sigare che dopo si sente distorto, quel tempo lì per ricaricare al 100% le 400 ampere, quindi 6 ore di generatore, io carico, ma per poco? No, beh, è giusto, 75 ampere ora, è giusto, in 5 ore di generatore mi ricarico 400 ampere, chiezze fichette. Stop! Ma a parte tutto, devo dire, cioè, quando ti attacchi con la colonnina, o meglio, quando mi attacco con la colonnina, sai che ricevo 16 ampere, no? Però i 16 ampere, però quei 16 ampere che ricevi devi anche togliere gli ampere che consumi, tipo, vabbè, io quando sono in area camper metto il frigo a corrente, metto un po' di riscaldamento al corrente, e quindi arrivi a caricare anche un ampere, cioè che ti arriva in batteria, no? dalla rimanenza, hai capito? E quindi insomma te che metti una vita a caricare in questo sistema, guarda, 5 ore e 16 minuti sei pieni. Il casino che senti al mio generatore che va a manetta. E comunque ragazzo, se per caso hai perso qualche puntata e hai un generatore integrato, o comunque anche vai in posti in libera dove non rompi le balle a nessuno e usi spesso il generatore per X motivi, ok? Perché ti piace avere la piastra induzione e tutte che robette là, e ricordati che Mirko installa questo dispositivo, la DS Tech, che è un mega carica batterie che carica 70 ampere. Ce n'erano anche di più grossi, però non abbiamo voluto, diciamo, rischiare. Tutto comunque è anche poi proporzionato al tipo di generatore che hai, ossia quanti kilowatt sviluppa. Mi piace parlare qua perché da qua vedo dalla finestrina fuori cosa succede fuori, è carino, è un po' il guardo il mondo da uno blog, purtroppo non mi annoio un po' perché go da lavorare. Comunque, volevo aggiungere, no, avrai mai sentito dai vecchi che certe cose vanno usate altrimenti si rovinano, no? Tipo le macchine, le moto, i tagliaerba, eccetera eccetera eccetera, no? Questo per dire che effettivamente così facendo do anche un attimo una sistemata e un mantenimento a questo generatore, che ti ricordi quella volta lo stavamo perdendo perché a causa dell'eccessiva umidità aveva fatto ossido nei contatti nella centralina eccetera. Dopo questo tecnico molto bravo, che sono stato fortunato quella volta per caso a trovare, che in realtà era un appassionato, tipo una specie di Mirko chiamato dall'elettrauto, pensati, e è riuscito a rimettermelo a nuovo in 20 minuti. Però anche lui mi ha detto sì, però mi raccomando, anche se non ti serve
accendere una volta alla settimana, così accendilo quei 5 minuti, perché le vibrazioni, diciamo, fanno scendere un po' la sporcizia prima che si accumuli, e l'umidità, hai capito? Fanno scendere un po' tutto, un po' come nelle fotocamere, no? Quando hai la pulizia integrata c'è sto bottoncino che sta cosa che azioni dal menu, e la fotocamera fa tipo delle scosse per far scrollarsi di dosso la polvere, no? Dagli specchi. Ma a parte quello, le vibrazioni e soprattutto il calore del motore in moto, mi sto riferendo solo esclusivamente al generatore, scusa se te parlo di queste robe perché magari interessano a pochi, scalda e quindi asciuga tutta l'umidità, evita la condensa e tutte quelle schifezze là, insomma. Ecco, magari ti che te me guardi da Puglia, là non hai sti problemi, credo, cioè ci sono sempre stato d'estate in Puglia, d'inverno non lo so, ma non credo che hai l'umidità che c'è qua, tutti sti giorni di pioggia, eccetera eccetera, nebbia eccetera, quindi lì magari non fa testo, ma da noi no, taglio tutta sta parte della Puglia se non vi usa. E i pannelli Singano che ci racconti queste cose in mutande e pigiama? Beh, guarda, allora i pannelli, questo te l'avevo già anticipato più volte, ma adesso te lo dico chiaro e tondo. I pannelli sono praticamente inutili per me, perché inutili no, ho detto praticamente inutili, e adesso vabbè te spiego se si aggira che tanto intorno. Allora, i pannelli caricano a bestia d'estate, almeno mi ricordavo caricavano sui 40 A, c'è stata una giornata hanno caricato 60, vabbè, comunque metti anche a 40 A, e d'inverno però non caricano un cazzo. E tu mi dici, vabbè, e allora io d'inverno in camper ci sto un casino, perché magari non tutti sanno, questa è la mia casa. Io sono un po' matto così, quindi vivo da 5 anni quel che è in camper, in più anche ci lavoro adesso, io lavoro in proprio, la mia partita IVA, faccio il web designer, faccio siti internet e anche siti internet di cui contro coglioni, pertanto mi ritrovo appunto in questi inverni a stare tantissimo tempo dentro al camper e a consumare anche, perché il computer mi consuma sui 12 A, dai 10 ai 12, dipende da cosa fai, hai capito? E quindi d'inverno sono sempre a secco di batteria, e d'estate tu dici no, lavoro anche d'estate, però d'estate molto meno di solito, o comunque anche se quest'anno dovessi lavorare uguale anche d'estate, comunque no, ci lavorerei e basta, poi durante tutta la giornata sarei via in bici o al mare, cioè fuori dal camper. Credo che nessuno stia dentro a un camper d'estate, almeno spero vivamente. Oh, buongiorno, ci siamo svegliati, ci siamo svegliati anche noi, Amy? Oh, ma Amy, hai raccontato, io non so se so dire o morire, perché Alessia fa brutti sogni, te hai la coccolite ultra mega acuta, cioè tutta ieri, volevi venire in braccio, ci siamo coccolati, credo 2 ore, 3 ore, una roba, sì, per carità, il CP si è sempre andati d'accordo, è sempre stata attaccata in una maniera estrema a me, però è proprio di carattere, non è coccolosa, cioè sì, coccolosa, ma dopo 10 secondi basta, perché è proprio lei agitata così di carattere, mentre ieri, porca miseria CP, guarda come che sei sentata, guarda. Ieri se stai 2 ore a coccolarsi è una roba incredibile, vero Gioia? E adesso fa dura, no, mi guardo avanti, oppure chi è questo bel cagnolino? Di chi è questo bel cagnolino? Questo cagnolino? Questo bau? Sei tu? Tu sei un bau, tu sei un bau, sì, tu sei un bau. Memo per me, ma questo può essere utile un po' veramente a tutti, cioè proprio iniziare a usare il cervello, ok? Cioè non è che mi stavo lamentando dei consumi, però ti sto raccontando di come funziona, no? La gestione dell'elettricità, con il lavoro dal camper, eccetera, eccetera, e dopo che sono qua da almeno 30 ore, ho lasciato tutto l'impianto di antifurti, eccetera, acceso, e quello là consuma 1 ampere e qualcosa, quindi 1 ampere, arrotondiamo per difetto, basta 1 ampere. 1 ampere per 30 ore sono 30 ampere buttati perché ero qua dentro in camper, porca miseria, e anche a de notte corso dentro non serve.
are young, the odds are there to beat. You win a while, and then it's done, your little winning streak. And summer now. Ho anche i pannelli sporchissimi in una maniera assurda. Adesso sto studiando un attimo la situazione, come fare, perché io avevo trovato alla SME, che è una specie di centro commerciale delle nostre parti, una scopa telescopica con una specie di mocio, cioè quello proprio per i vetri, quindi è perfetta, costa anche una monata, 16 euro. Su Amazon avrei trovato i portascope, quelli robusti da mettere poi nel tetto, quindi io poi nel tetto mi metterei gli attacchi dei portascope. Eh sì, bravo, e l'acqua come gliela butto? Perché certi pannelli sono lontani, ci sarebbe tipo una pistola d'acqua, le liquidator, cioè, capito? È quello il casino. Oppure quando sono nell'area camper vado dentro con la pompa, vado su dall'oblò con la pompa dell'acqua e la pistola che già ho e monto e gli sparo da lì, cioè, hai capito? Non è facile. Ora io direi che posso iniziare a produrre. Saluto tutti e sono già a 142 ampere, anzi no, 149. Interessante che se gli attacco l'aspirapolvere nelle prese due ventizzate, ok, quelle dirette, collegate direttamente all'impianto 220, quindi alla colonnina piuttosto che al generatore e non all'inverter, ok, non consumo energia dal camper e non abbasso questa carica del caricabatterie. Quindi caricabatterie stava continuando a erogare i suoi 60 ampere, ho acceso il mega aspirapolvere e rimaneva sempre a 60 ampere. Vai Sigari!